Allora, la bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata. Però c'è una bellezza da inventare continuamente, in ogni epoca, ogni giorno, e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno i primi, le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. La sua prima esperienza a Venezia, o meglio al Lido, non è stata proprio positiva. No. Perché? Perché è normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita. Guardarsi indietro e dire, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, e invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. A volte io penso addirittura che non esista davvero, insomma, quindi è un incanto per questo, è qualcosa cioè, dentro la quale trovarsi e rotolarsi e ballare e sognare. È veramente, insomma, per chi viene da fuori, non mi posso mettere nei panni di chi ci abita, di chi ci è nato e di chi vive molta parte della sua vita in questa città, ma chi arriva da fuori è convinto che sia qualcosa di irreale, che sia una grande favola. Posso dire l'impegno ambasciatore della bellezza è anche un impegno importante, forse. No, io quando l'ho sentito devo dire anche, insomma, per non fare la figura di quello, sì, eccomi, arrivo. No, va bene, insomma, poi essere ambasciatori, come dicevo, alla fine insomma si è un po' salvati dal fatto che quando uno è ambasciatore, insomma, non è responsabile né del successo né dell'insuccesso di una missione. Però mi fa piacere perché comunque, insomma, anche negli ambiti di una disciplina popolare come quella della musica che io faccio, che tanti di noi fanno, si possono cercare degli appuntamenti che non siano sempre i soliti, che non siano dettati solo dal sistema o dal mercato, ma occasioni nelle quali poter tentare delle nuove strade, cercare di sorprendere se stessi e il pubblico. Questa è sempre la migliore delle possibilità.